Inaugurata la nuova mensa unificata nella caserma Simone Simoni di Sora, sede del 41° Reggimento Cordenons. Il generale di brigata Giuseppe Nicola Tota, insieme alle autorità militari, civili e religiose dell'intero territorio, ha tagliato il nastro inaugurale dei locali, all'interno dei quali è stata realizzata una struttura di eccellenza, dove si possono preparare fino ad 800 pasti giornalieri. Abbiamo fatto un'opera all'avanguardia, per i nostri uomini qui dentro questa caserma, ma soprattutto è un'opera che può accogliere iniziative ed eventi della comunità di Sora, come abbiamo detto sia con le autorità sia con i rappresentanti della protezione civile. Qui dentro si può organizzare tantissimo, ma non si può solamente organizzare pranzi o eventi, ma si possono organizzare eventi culturali, come si può organizzare questo spazio per dirigere un'operazione di protezione civile. Ho chiesto al rappresentante della protezione civile e ho comandato il comandante di reggimento di organizzare un evento da tenere insieme, perché va bene la pianificazione, però è importante anche addestrarsi insieme a condurre eventi di protezione civile. Quindi prossimamente lo faremo sapere e sarete tutti quanti invitati, in primis i ragazzi delle scuole. La mensa è un'importante struttura realizzata a servizio dei militari del reparto, ma come ha evidenziato il comandante di reggimento, il colonnello Vincenzo Spanò, rappresenta anche una risorsa importante per il territorio, in quanto in caso di necessità le potenzialità della nuova mensa potranno essere messe a disposizione della popolazione. Un altro tassello che rafforza la sinergia tra l'esercito e il territorio. L'esercito è una porta aperta, l'esercito è un'opportunità non solamente per il reclutamento, ma l'esercito è un'opportunità per gli amministratori locali per far fronte a diverse esigenze, come normalmente facciamo e come normalmente non diciamo. Ahimè, questi eventi devono essere comunicati meglio e comunicati meglio da noi. Bisogna farlo sapere che abbiamo queste opportunità, che abbiamo queste professionalità e diamo occasione a tutti di poterne usufruire. A benedire la nuova struttura il vescovo diocesano Monsignor Gerardo Antonazzo. Una giornata che porta con sé tantissimi aspetti, direi di straordinaria importanza. Intanto c'è una riqualificazione del reggimento in termini di risposta adeguata delle necessità, delle priorità circa la tutela e la sicurezza del territorio. E quindi questo è confortevole per noi, perché dice come la presenza del reggimento nella città di Sora resta un presidio di primaria importanza e questo fa immensamente piacere. Fa piacere anche il servizio che il reggimento d'ora in poi svolgerà attraverso tutto un sistema di attività di monitoraggio, di immagini, di video sul territorio come tutela, sicurezza, protezione, quindi anche forma di controllo di quelle che sono le attività del territorio, e questo a livello molto estensivo, al di là adesso del presidio del reggimento, perché copre un territorio di protezione, di sicurezza e di controllo molto ampio. E dunque significa anche questo momento una riqualificazione delle strutture della caserma stessa, perché inauguriamo anche le nuove cucine, una sala mensa, quindi favorire la possibilità di stabilire un rapporto e un contatto con i colleghi che sia confortevole anche dal punto di vista logistico e quindi ambientale. È una cosa molto bella che fa piacere, credo, a tutti i militari, e questo corona una forma di rilancio del reggimento che porterà senza dubbio dei risultati a 360 gradi molto positivi.